negato di venire ora, diciamo che frate Michele aveva detto era bene prima, ma comunque insomma è sfuggita così, meglio tardi che mai. Ok, bene, grazie. Siamo qua per ricordare Marcantonio Braiadin, perché il suo è stato un esempio fulgido sia di servizio e dedizione alla patria di allora, Repubblica Veneta, ma anche una testimonianza di fede incrollabile, che le parole che lui ha detto proprio rispondendo a chi gli intimava non solo la resa, ma anche di cambiare religione, di convertirsi ad un'altra religione, lui risponde proprio con il Venetorum fides inviolabile, cioè la fede dei Veneti è incrollabile. Questa risposta così secca purtroppo ha determinato il suo martirio, che è stato un martirio che possiamo assimilarlo quasi alla passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo, che oltre ad essergli subito state mozzate naso e orecchie, è stato tenuto 23 giorni poi in una gabbia praticamente di ferro, senza mangiare e bere se non il minimo per tenerlo in vita, perché l'ordine era di farlo soffrire ma non di farlo morire, per vedere se si piegava la sua volontà, la sua fede in Cristo e appunto questo incrollabile senso di devozione e di scelta di vita. Dopo addirittura veniva tenuto sveglio, non gli permettevano di non morire, veniva fatto del rumore perché rimanesse sveglio. Poi alla fine, avvicinandosi il momento in cui vedevano che lui non mollava, gli hanno fatto fare una salita, quasi proprio come una salita in un novello Golgota. È stato legato a una... Prima della salita gli hanno spezzato entrambe le caviglie, lui ha dovuto salire con le gambe praticamente rotte. È stato legato a un ceppo di marmo e lì un aguzzino, si dice un cerusico, come si diceva all'epoca, genovese, un musulmano, un turco, appartenente a quell'esercito, ma addirittura una persona rinnegata che era già passata dalla parte di là, ha iniziato a togliergli la pelle con questo rito dello spogliamento, partendo da dietro la nuca con un sottile stiletto, veniva rovesciata verso avanti. Sono riusciti a togliere la pelle dalla faccia quasi come fosse una macabra maschera, proprio togliendola appunto senza romperla. Sono scesi poi chiaramente il collo, le spalle, mettendo in luce quelle che erano le vene e le arterie, e ancora chiedevano se avvivava il suo Dio e lui rispondeva recitando il Miserere, ormai in una passione, quasi un coma, una pre-coma, perché potete capire la sofferenza di giorni di sofferenze e con tutto quello che consegue. La persona era praticamente già in uno stato di trance, ma la morte lo sopraggiunse soltanto quando questo spogliamento arrivò al livello della cintura, a livello dell'ombelico. Per cui dovete pensare che noi a volte solo per toglierti una pellicina da un'unghia sembra di morire, pensa a questo che va via tutta la pelle e sono arrivati fino alla cima. Solo in quel momento anche lui con un grido rivolto al nostro Signore ha reso l'anima. La sua pelle è stata impagliata e fatta girare come un trofeo sopra di un bue. A distanza poi di anni è stata recuperata da Costantinopoli, tra l'altro, che poi è stata consegnata e riportata qui e posta dove la vediamo ora. Negli anni 60 è stata fatta una ricognizione da dei medici legali e effettivamente dentro c'era una pelle, quello che rimaneva di una pelle, addirittura le dita si potevano ricostruire, vedere proprio la forma delle dita, perché anche quando scesi
romperla, per arrivare proprio a toglierla anche attorno alle unghie. E la prova, che molto probabilmente era proprio Marcantonio Bragadin, era un residuo di capelli rossi, perché era una persona che aveva appunto di capelli rossi. Lui si trovò suo malgrado in quella difesa, dovette arrangiarsi con quello che poteva, 8.000 uomini contro 50.000 ed oltre turchi, giorni e giorni di assedio, problemi di acqua, viveri, potete solo immaginare, e purtroppo gli aiuti che non arrivavano. Solo spinto dalla popolazione più che altro, e resosi conto che ormai tutti i suoi soldati erano feriti o malati, quei pochi che erano rimasti, decise poi appunto di trattare questa resa con i turchi, che non rispettarono poi i patti che erano stati precedentemente pattuiti. Qui rendiamo conto di una persona che fece nella sua vita una scelta ben precisa, e come diceva padre Michele non se ne andò nemmeno nel momento peggiore che lui è stato messo di fronte ad una scelta, e continuò a seguire Dio e non abbandonò. Grazie. A completamento del discorso di Alberto c'è da dire questo, che Bragadin è stata tagliata la testa, e questo lo diceva Giustiniani, che era praticamente un giornalista dell'epoca. E allora che per 3 giorni hanno messo quella testa in una canna, l'hanno fatto girare attraverso la città, che era quello che rimaneva di Famagosta, e dice Giustiniani che questa testa di notte emanava una luce e anche un profumo di fiori di rosa per 3 giorni. Quindi, a maggior supporto di quello che ha detto adesso Montagnier, siamo veramente, noi come cristiani dobbiamo essere riconoscenti a questo, al di là diciamo della questione di guerra eccetera, ma è stato un beato, e trovo strano che la Chiesa non abbia riconosciuto questo passaggio di questo grande uomo veneziano. Grazie, posso? Bene. Allora, per quanto riguarda quello che ha raccontato Alberto, con dovizia di dettagli, io vorrei riportare Marcantonio Bragadin un po' in vita, accennando questo. Marcantonio Bragadin era un parrocchiano di San Giovanni e Paolo. La sua casa è qui a 100 metri, in Barbaria, sulla destra ci sono ancora dei segni. Vorrei anche dire che Marcantonio... C'è un insegno? No, c'è il basso rilievo, c'è tutta l'indicazione, quindi c'è ancora il suo palazzo. L'altra cosa di vita che mi piace dire, che ho pensato, è che Marcantonio Bragadin da bambino giocava in questo campo. Da bambino si arrampicava nel monumento di Bartolomeo Coleoni, che era stato fatto qualche tempo prima. Non c'era quel contorno allora che adesso i bambini vanno a giocare dentro, ma lui si sarà certamente arrampicato su questa cosa. Quindi mi piace mettere questa immagine, perché effettivamente da un punto di vista descrizione di quello che Bragadin ha fatto, mi sembra opportuno dirlo, perché Bragadin è stato un veneziano, è stato un ragazzino, è stato in vita, ed era questo il suo ambiente. Un'altra cosa, il suo sacrificio non è stato certamente inutile, perché è stato foriero della battaglia di Lepanto, che c'è stata dopo 3 mesi. E la battaglia di Lepanto è quella che sostanzialmente è riuscita a bloccare i musulmani, che altrimenti già dal 1571 le nostre donne avrebbero già il chador. Siamo riusciti evidentemente ad evitare con quell'impresa straordinaria questa cosa, grazie anche alla Chiesa, al Papato eccetera, che si sono ribellati a questa violenza, e quindi grazie sempre a Marcantonio Bragadin il suo sacrificio non è stato inutile. Un altro piccolo appunto: in questa parrocchia ogni anno era sempre presente Giorgio di Sera Bragadin, che aveva il palazzo qua vicino. Ecco, io sono convinto che è ancora qua, che ci vede e ci segue. Ci ha seguito sempre con passione, con amore, con interesse, e quindi con Alberto abbiamo decine di momenti estremamente importanti.
Quindi chiederei, se la Chiesa non si offende, di fare un applauso a Giorgio che ci sente. Grazie Giorgio, grazie Alberto, grazie a tutti e San Marco. Grazie.